Benvenuti, bentrovati allo Speciale Medicina. Allora, noi ci occupiamo sempre di tante patologie che possono riguardare il nostro corpo, sia internamente che esternamente. Parliamo anche di tanti problemi alle volte dati dallo stress, e quindi mi riferisco anche alla nostra psiche, che è la parte più delicata del nostro corpo, dalla quale poi dipendono tante patologie, come se fossero delle terminazioni in connessione, e quindi tutto va storto quando noi abbiamo uno stato d'animo di colore nero. E spesso dimentichiamo una parte del nostro corpo molto importante, che è rappresentata dai nostri piedi, oppure la consideriamo più delle altre parti del corpo, perché non sempre vengono così tanto trascurati. E come si suol dire, se mi fanno male i piedi è come se avessi il male alle ossa, come se avessi il mal di denti, perché una scarpa stretta rende insopportabile la sofferenza dei nostri piedi. Quindi dovremmo curarli un po' di più, volergli più bene, ma ci deve essere un sistema, no? Per stare bene con il nostro corpo anche nella nostra parte finale, cosiddetta caudale in medicina. E quindi con chi possiamo parlare? Parliamo con chi è specialista di questo settore, e quindi con il podologo. Ecco con noi in studio la dottoressa Sonia Nicosia, che ci parlerà finalmente del come e del perché dobbiamo prenderci cura dei nostri piedi, no? Ecco, e soprattutto di che cosa si occupa il podologo. Buon pomeriggio. Il podologo è una figura professionale sanitaria che si occupa delle patologie dolorose del piede e della caviglia. È un sanitario a tutti gli effetti, quindi è sicuramente la persona più affidabile per poter trattare il piede e il dolore del piede. Noi spesso facciamo una confusione, dottoressa, pensiamo che la pedicure, cioè curare la bellezza del piede, sia assimilabile al vostro mestiere, quello della podologia, ma non credo che sia la stessa cosa, no? Assolutamente no, spesso infatti confondono il piede e le sue patologie con la figura dell'estetista, invece il podologo è proprio la figura di riferimento nell'ambito sanitario. È una figura sentinella, perché il podologo dalla morfologia del piede si accorge se un paziente ha un piede pronato o un piede supinato, se il paziente è a rischio con delle ulcere qualora il paziente è diabetico, Certo. se il paziente dalle sue deformità è un paziente che ha delle cattive calzature, per cui la figura di riferimento è il podologo. Quindi possiamo partire da questo aspetto clinico, patologico, fisiologico, fisiopatologico, legato alla strutturazione complessa del piede, che lei ha parlato della caviglia. La caviglia è la parte, il collo del piede, no? Che è praticamente un insieme di terminazioni nervose, di fasci, pericolosissimo quando noi prendiamo una storta, qualcosa, insomma bisogna attenzionare bene questa parte. E lei ha parlato di piede doloroso. Quindi doloroso in che situazioni cliniche? Sì, questa parte è molto delicata e spesso le patologie della caviglia sono sinonimo di pronazione o supinazione. Che vuol dire, dottoressa? È la deviazione posturale del piede. Quando cade all'interno è pronazione, quando cade all'esterno è supinazione. Fisiologicamente il piede nell'arrotolarsi, quando camminiamo, supina leggermente, si rilassa, poi con le dita spinge, quindi i 4 movimenti del piede sono questi. Quindi il piede deve leggermente supinare per poi spingere e passare dall'altra parte. La pronazione è una vera e propria patologia del piede, e da lì tutte le patologie superiori, la caviglia tumefatta, il ginocchio intraruotato. Spesso sono anche patologie legate alla colonna per eventuali rotazioni di colonna, che possono essere le dismetrie o le teredismetrie. Ah, parolone. Ma anche le protrusioni che abbiamo, ahimè, un po' tutti imparato cioè a conoscere, perché alla fine siamo tanti ad avere queste problematiche. Le erniazioni, anche queste possono interferire? Assolutamente sì, infatti è per questo che il podologo si affianca sempre all'ausilio di fisioterapisti bravi che sanno manipolare bene la colonna, ed eventualmente con strumenti diagnostici come l'RX possiamo lavorare sulla paziente con una buona lettura della patologia, ed eventualmente affacciarci a delle terapie idonee tipo la TECAR, e il podologo con un plantare. Ecco. Ma dottoressa, è vero che i plantari costano tantissimo, cioè alla fine magari la gente rinuncia alla cura, a seguire queste vostre regole, i vostri consigli, perché poi arriva il momento di comprare un plantare ed è costoso, o no? È la verità, purtroppo i plantari biomeccanici, sono tanti i plantari. Sì.
I plantari dai 0 ai 18 anni sono dei presidi medici che passa l'ASP, per cui con prescrizione ortopedica ASP il paziente viene seguito fino alla maggiore età. Dopo, con patologia, se c'è una patologia reale, vedi il diabete, quindi progressiva e degenerativa, vedi il diabete e l'artrite reumatoide, anche lì l'ASP si fa carico della spesa. Tutte le altre sono invece delle patologie legate alla postura e lì la spesa fa carico il paziente. Si può abbinare il plantare biomeccanico o un plantare statico, bisogna capire che tipo di problema abbiamo. Domanda. Noi quando andiamo in farmacia, in parafarmacia, anche al supermercato, troviamo i rialzatori calcaneari, cioè del calcagno, ecco, diciamo così per intenderci, Sì. no, del tallone. Ma queste cose fanno realmente bene quando sono rigide oppure no? Cioè le possiamo comprare per essere un po' più alte con la scarpa di ginnastica o questo potrebbe creare dei problemi al piede secondo lei? Bellissima domanda. Questi rialzi spesso sono in silicone, non sono più rigidi come una volta. Sì, fanno bene perché spesso da lì, dalle scarpe troppo basse, nascono le fasciti plantari e poi diventano nel tempo sperone calcaneare, quindi mai la calzatura troppo bassa. Allora, lo sperone calcaneare che cos'è? Qualcosa che esce fuori ossea, cartilaginea? So che è molto dolorosa e compromette anche l'utilizzo di scarpe che non abbiano una forma particolare, cioè condizionante. Sì, è proprio un ispessimento che si va a creare a livello calcaneare, può essere anteriorizzato o posteriorizzato al calcagno Sì. e spesso può essere più o meno piccolo. Ha una forma di becco d'oca e da lì quindi il trauma sul tendine, per cui diventa doloroso proprio poggiare, specialmente al risveglio. Ma non si guarisce dallo sperone, Lo sperone si può trattare con le onde d'urto Sì. oppure con plantare. Dottoressa, ma secondo lei le onde d'urto funzionano davvero? Allora, è dal grado dello sperone. Se lo sperone è piccolo, è neoformazione, allora le onde d'urto hanno un significato e quindi sono una buona terapia. Se lo sperone è già cronico, che il paziente lo porta da diversi anni, purtroppo no, le onde d'urto diventano una terapia praticamente inutile. E allora, lei aveva accennato all'alluce valgo. Purtroppo di alluce valgo, diciamo che visibilmente ce ne stanno tante di donne che ci soffrono, ecco, mettiamo così, usiamo questo verbo, perché effettivamente è una sofferenza. Quando l'alluce valgo quando l'alluce è veramente deviato, che poi in medicina dovrebbe chiamarsi in realtà primo dito del piede, no? Ecco, forse alluce, indice medio gliel'abbiamo dati noi, ma scientificamente sono primo, secondo, terzo dito, eccetera. Allora, quando la deviazione è veramente tanta e c'è questa protrusione metatarsale del piede, ecco, cosa può fare il podologo? Può fare qualcosa? Io so che insomma a quel punto si deve procedere con l'intervento. E invece no, spesso io ho studiato in questi 20 anni di attività che il 90% dei pazienti erroneamente indossa calzature sbagliate, quindi spesso è proprio un problema di calzatura più piccola della taglia del piede. I tacchi per le donne? I tacchi per le donne, la punta, oppure proprio la misura della scarpa. Ma anche la predisposizione genetica, no? Bravissima, infatti pure. ci sono due fattori che portano alla luce valgo che sono il fattore intrinseco ed estrinseco. Intrinseco sono fattori genetici, per cui fattori familiari. Il paziente si ritrova a 20 anni già con la luce valgo. Sì. Oppure estrinseci, come vi dicevo, la scarpa erronea, spesso i ragazzini acquistano le scarpe più piccole perché non le allacciano. Le donne usano i tacchi per cui la scarpa è più piccola per avere il piedino più piccolo. E quando dobbiamo andare dal podologo noi per evitare l'accavallamento del secondo dito sul terzo, eccetera, quindi una situazione più drammatica perché a quel punto davvero... Allora sarebbe bello conoscere il paziente in una fase proprio iniziale, quando c'è l'accenno del valgismo o quando c'è la nonna o la mamma, per evitare di avere quel quadro noi da adulti. Quindi prevenzione, in Bravissima, podologia esiste ed è importante la prevenzione. Sì, è vero, sarebbe bellissimo fare la prevenzione. È che finché non fa male non ci si va dallo specialista, ecco, anche questo è vero, nel momento in cui ti fa male, che ti accorgi che lì la cosa sta diventando fastidiosa, prima di allora no. E infatti vediamo il paziente solo quando c'è il dolore. Quando arriva il dolore il paziente arriva dal podologo e la prima cosa che chiediamo è la radiografia, sotto carico del piede, bilaterale, piede destro, piede sinistro,
e da lì poi noi studiamo la goniometria. Si alluce e alluce valgo quando supera il 25% l'angolo del primo dito con la prima testa metatarsale. Il paziente può essere curato col podologo, quindi podologicamente, con ortesi di divaricazione notturna o diurna. Che vuol dire ortesi di varicazione notturna? Sono dei siliconi studiati e preparati su misura al piede del paziente. Per tenere dritto il primo dito? Bravissimo. Ah, ecco, ma non è dolorosa questa? No, sono da stimolazione al movimento. Ma dopo che si toglie questo silicone, ritorna tutto come prima? Laghetto non gira di nuovo nella bussola? In realtà serve proprio per rieducare il tendine. Ah, ecco. Ma se l'alluce è superiore a 25 gradi, là diciamo andate dall'ortopedico, dal chirurgo ortopedico per l'intervento. Ecco, quello lì. Sì. E purtroppo si arriva a questo fallimento il più delle volte. Devo dire che anche i maschi hanno il problema con l'alluce valgo, non è solo una patologia della donna, perché prima è quasi sempre attribuita al tacco, alla scarpetta particolare, perché appunto la questione genetica ha un suo perché, quindi non è solo la donna a soffrire. Quindi voi vi occupate anche di deviazioni assiali delle dita? Assolutamente sì. Ecco. Quindi le deformità del piede intendiamo anche le dita a martello, dita in griffi, dita a maglio. Sono tutte quelle deviazioni delle dita del secondo, terzo e quarto che non hanno più quella fisiologica postura in asse con le falangi che toccano appunto per terra la scarpa, ma quando il dorso del dito tocca la tomaia. Quindi si accavallano e si incementano l'una con l'altra. Perfetto. Cioè spostarle potrebbe significare rompere qualcosa o comunque lesionare qualcosa, no? Solo nell'età geriatrica. Nell'età Però nell'età diciamo giovanile, tutto ciò che si rompe si ripristina. Sì, assolutamente sì, infatti viene utilizzato l'ausilio dell'ortesi in silicone proprio per poter aiutare il movimento fisiologico delle dita e lo spostamento quindi del passo del piede destro col piede sinistro. Andiamo adesso a vedere un po' il patologico nel vero senso della parola e che riguarda il piede, e mi riferisco al piede artrosico, al piede doloroso, al piede diabetico. Allora, è una bella differenza. Mentre il piede artrosico è un paziente dove il dolore è sentito e presente, il piede diabetico è un paziente che non sente dolore. Spesso viene quando già c'è l'ulcera in atto. Perché ha delle degenerazioni nervose, neurologiche causate proprio dalla patologia, dal diabete, e quindi la neuropatia diabetica non fa sentire loro appunto quello di cui sta dicendo lei, ecco, è vero? Sì. La presenza di ulcera. E quindi che si fa a quel punto? Nel momento in cui si forma l'ulcera, a che stadio siamo? Abbiamo fallito? Possiamo intervenire, dottoressa? No, interveniamo subito. Allora, bisogna prima vedere se c'è la presenza di infezione, perché è primaria l'infezione, si cura prima quella. Una volta curata l'infezione, mettiamo le mani sulla ferita, iniziamo a drenare, pulire e sempre con la possibilità di fotografare per vedere se a livello di diametro l'ulcera regredisce o invece peggiora. È sempre bello avere la possibilità di potersi confrontare con una figura di riferimento che può essere un chirurgo o un diabetologo o un collega che in ambito medico ha un'esperienza pari o superiore alla nostra. Diciamo che anche in questo contesto possiamo metterci dentro la multidisciplinarietà, varie figure professionali che cooperano e coadiuvano il loro lavoro affinché si arrivi ad un unico scopo risolutivo, si spera, nella maggior parte dei casi, no? Perfetto, infatti lì il podologo si attiva e in quel caso lavora in team con il medico di famiglia, il diabetologo, il tecnico ortopedico, subito per poter evitare il carico sull'ulcera. Quindi subito si parla di scarico del piede per evitare di ampliare la pressione sul carico dove lì è nata l'ulcera, appunto la lesione. Quali sono i sintomi che dovremmo dire al paziente per allertarlo alla possibilità purtroppo brutta che vengano fuori poi le ulcere nel piede diabetico? Parlo dei diabetici, insulino dipendenti penso, Sicuramente. diabete di un certo grado, insomma, ecco. Il primo passaggio per poter evitare l'ulcera nel piede diabetico è lo screening, rischio ulcerativo e quindi l'ABI, lo studio della circolazione, quindi dei vasi, delle arterie in periferia.
All'interno del mio studio io faccio il Mesi Tablet col Mesi Tablet Labi. Cos'è? È la pressione vascolare braccio-caviglia, Sì. e in questa, diciamo, in questo valore viene fuori quelle che sono le stenosi o le placche. Quindi i restringimenti o la formazione di corpi estranei duri che Bravissima. possono interrompere il flusso sanguigno e quindi causare poi la gangrena o la cancrena, che dir si voglia, del piede, giusto? Proprio così, Ma proprio così. dottoressa, Sì. lei è podologa, ma per poter curare un piede diabetico, lì siamo proprio dentro la clinica, oltre diciamo è la collaborazione con varie figure professionali, ma bisognerebbe fare dei master, bisognerebbe Proprio così. avere una specializzazione, no? Assolutamente sì, perché il podologo è una figura sanitaria laureata, quindi con una triennale, però poi si deve avvalere dei master abilitanti in altre, appunto, in questo caso specializzazioni. Io ho Ci si affida conseguito a dei professionisti, ecco, sì. stiamo parlando di patologie serie, mica Assolutamente. niente di giusto. Quindi ecco, lei ha fatto dei master per potersi occupare del piede diabetico. Assolutamente. Ma mi dica un po', anche perché abbiamo pochi minuti, ma il podologo massaggia il piede o in realtà lo cura soltanto, perché dobbiamo parlare anche delle unghie, diciamo che il momento, quello più comune per cui si corre urlando dal podologo è proprio l'unghia incarnita, dolorosa, terribile, terribile, sì? È vero, no, il podologo non massaggia i piedi, il podologo cura il piede. Il fenomeno delle unghie incarnite è quello più diffuso nella gioventù, Sì. nei ragazzi, proprio perché hanno una sudorazione eccessiva, l'unghia diventa molle e per cui è una struttura più facile da deviare con l'utilizzo della calzatura della calza molto stretta, e lì il paziente è uno dei particolari fenomeni che si affaccia alla patologia del piede, che è l'unghia incarnita. Dottoressa, ma noi quanto sbagliamo, agevoliamo questo evento, è dannoso, è doloroso anche col taglio dell'unghia o no? Sì. Sbagliamo qualcosa? Ci vuole consigliare qualcosa per evitarla? Insomma, ma evitarla poi non veniamo da lei, è anche Certo. sbagliato. Però Allora, insomma, l'unghia incarnita nasce principalmente per il taglio erroneo, quando vengono pizzicati gli angoli. Gli angoli devono essere specillabili, visibili, fuori, quindi le unghie non si tagliano negli quindi angoli. non si parte dall'interno facendo una mezza rotatoria, ma Assolutamente si no. fa proprio quel Retto. taglio retto, Retto. che esteticamente può essere anche brutto a vedere, però è molto È importante. fisiologico. Ma mi Sì. dica, dottoressa, ma anche in questo caso è possibile che ci sia una predisposizione all'unghia incarnita? Magari non è il taglio soltanto che aggrava questa cosa, a parte la sudorazione che ha detto lei, l'uso di scarpe sbagliate nei giovani, ci potrebbe essere una predisposizione a farla l'unghia così, cioè che si infila dentro la carne? Sì, sicuramente, però è vero che l'unghia diventa a tenaglia o ruotata negli angoli quando viene scavata continuamente nel suo perionichio. Quindi la matrice, per difesa, esce in automatico ruotata, quindi a pinza, a tenaglia. Ecco. Esistono delle soluzioni da poco, recenti, da circa 5 anni, e questo è un metodo con il filo in titanio, con il filo. Vengono lavorate delle bacchette sulla superficie dell'unghia che nella crescita in circa 60 binario, giorni, un binario. bravissima, ma non dentro il vallo, sopra Sì, l'unghia, sopra, quindi segue un questa... apparecchietto Sì. che aiuta con delle piccole trazioni, quindi mentre l'unghia cresce, circa 60 giorni viene fuori l'angolo e l'unghia guarisce. A quel punto possiamo tagliarla sempre Retta. in maniera retta ed evitare questa brutta storia. Sempre primaria è l'infezione, prima si cura l'infezione e poi lavoriamo sulla morfologia. Ok, l'infezione potrebbe portare anche a qualche taglio e quindi aver necessità di un chirurgo, o voi potete effettuare i tagli, voi potete creare le medicazioni, dare farmaci. Sì. Ecco, vogliamo un po' conoscere la figura del podologo perché siete degli specialisti però non siete medici, quindi Assolutamente. bisogna vedere qual è il vostro limite e qual è invece la vostra area di azione. Ci spieghi? Allora, è bella questa domanda perché leva ogni dubbio. Sì. Il podologo è una figura sanitaria per cui studia farmacologia in questi 3 anni universitari, per cui non siamo completamente ignoranti in materia. È bello scrivere tutto quello che noi consigliamo, viene messo per iscritto, e sotto come ultima frase, dietro prescrizione medico di famiglia, medico di base, per cui la figura che poi convalida e conferma quello che noi scriviamo, suggerendo sempre come prescrizione consigliata, è il medico di famiglia. Ecco.
Quindi voi osservate, Sì. a quel punto consigliate attraverso un foglio intestato Sì. al medico di famiglia l'eventualità che lui L'antibiotico. possa essere d'accordo con voi a prescrivere o indirizzare il paziente verso un determinato tipo di terapia. È così? Assolutamente sì. Oh, esaustiva, chiarissima, Grazie. questo è il messaggio che deve arrivare, però in chiusura, e siamo in chiusura, la pregherei di dare un messaggio a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando e osservando attraverso il piccolo schermo, su quel che riguarda il piede. Ecco, lascio a lei l'ultima parola. Grazie. Io consiglio a tutti i pazienti di ogni età di fare una visita podologica anche una volta all'anno, proprio come reset del piede, vedere come sta il piede, la salute del piede. È sempre bello fare una visita non solo quando c'è il dolore, ma anche proprio per conoscersi e sapere quali sono le proprie tendenze. Se il piede tende a pronare, a supinare, se un'unghia tendenzialmente tende a incarnirsi o meno, oppure se lo stato del piede è uno stato ottimale. Bene, io la ringrazio per questo consiglio, i piedi sono importantissimi, non va sottovalutato nulla, ma soprattutto dobbiamo dare un significato a questa famosa frase: prevenire è meglio che curare. La diciamo, ma nessuno in realtà ci pensa più del dovuto. E invece attraverso questi messaggi speriamo di arrivare lì e sensibilizzare un pochettino l'attenzione. Ecco, queste sono le nostre divulgazioni medico-scientifiche. La ringrazio per essere stata con noi. Grazie a voi. E io che dirvi, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao! Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain, I'll be by your side, baby, over and over again. I'll wrap you up